Nuovo ospedale di Padova, il sindaco Bitonci ha portato il suo no in Regione Veneto, Zaia ha espresso qualche perplessità, lei come la vede? Io credo che l'importante sia dare standard qualitativi alti a chi poi in ospedale purtroppo ci va. Poi queste logiche politiche, insomma, se le sbrighino un po' loro, credo che al cittadino interessi poi alla fine essere curato e curato bene, insomma, ecco. Credo però che la storia stia andando avanti da un po' troppo tempo. La sostanza è che stiamo perdendo tempo e denaro, perché comunque i soldi per entrambi i progetti sono già stati spesi, quindi a questo punto sarebbe meglio prendere una decisione indipendentemente da quale sarà. Insomma. Ricostruire e riadattare il vecchio, perché dopo lo stabile vecchio cosa diventa? Una cosa chiusa che crolla? E sono soldi buttati. Il vecchio è praticamente, credo sia molto difficile ristrutturarlo, o si fanno due ospedali oppure si utilizza quell'area, si ricostruisce un ospedale nuovo in periferia, dotato di tutti i servizi e con possibilità di espansione. Quindi il nuovo a Padova Ovest? Questa è una scelta che non spetta a me farla. Bisogna valutare se farne uno nuovo vale la pena con un altro, una struttura così importante che non si sa dove andrebbe a finire, insomma. Che non succeda come il vecchio geriatrico che poi è rimasto là vuoto. Rifare il vecchio, so che in teoria dovevano seguire il PPP, il partenariato pubblico-privato, però secondo me non funziona perché comunque sì, il parcheggio in teoria doveva essere a pagamento giusto, doveva pagarlo, costruirlo il privato e poi mettere a pagamento il parcheggio e magari faceva un costo eccessivo per l'utenza, anche perché in teoria doveva pagarlo anche gli infermieri, i dottori, cosa che non è giusta appunto se uno va a lavorare pagare il parcheggio, mi sembra. Poi guarda, magari non so tanto. Quindi insomma, secondo te sarebbe meglio ricostruire sul vecchio, si recupererebbe quella zona? Sì, comunque appunto si spenderebbe comunque meno soldi e comunque appunto non ha senso ricostruire una cosa secondo me che è già fatta.